alla ricerca del villaggio scomparso. Oggi sono dietro Muravera, un paese di 5.000 abitanti costruito sulla foce del fiume Mendoza insieme a Villa Puzzu, dall'altra parte della sponda, e poi più a ovest San Vito, 3 paesi nel raggio di 2 chilometri che mi ospitano. Sono nato qua a Muravera e che nascondono tante belle sorprese, come abbiamo già visto. Oggi andrò alla ricerca di un villaggio presumibilmente del Neolitico. Perché dico questo? Perché c'è un indizio che è sconosciuto, diciamo, alla maggior parte delle persone, che mi hanno indotto a fare questo ragionamento. Vi porto ora a vedere quello di cui sto parlando. Allora, il mio obiettivo è questa cima che c'è qua davanti. Non so se si vede questo grosso affioramento di roccia che c'è alle mie spalle. La strada per arrivarci è abbastanza agevole, c'è un bel sentierino tracciato che viene utilizzato parecchio per fare ginnastica, trekking qua nella mia zona, quindi diciamo che è anche abbastanza facile da raggiungere. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Ok, sono arrivato qua all'indizio. C'è questa stradina che si, diciamo, gira a destra, lato ovest. C'è i resti di un muro che può darsi che siano anche più recenti, magari un muro di recinzione, uno che scende qua e uno che sale perpendicolarmente qua a questo grosso masso di arenarie di San Vito, quindi di scisto, materia di cui sono fatte anche per esempio le Domus de Janas di Prano Narbonis a San Vito, o per farvi capire quanto poteva arrivare questo, diciamo, affioramento di questa pietra, anche il nuraghe Rio Molas di fronte a Saguazicheda con lo Straili un po' prima è fatto di questa pietra. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio quello che mi ha indotto a fare questo video. La traccia del muro, come potete vedere, guardate qua, si vede anche che comunque è artificiale questo accumulo di pietre. Adesso cerco di non ammazzarmi. Eccoci. E intanto sentite che bel riverbero. Eccoci qua. Allora, questa è conosciuta come su stampo dei Mureresos, Saruta dei Mureresos, quindi la grotta dei Muraveresi o il buco dei Muraveresi. Forse potrebbe essere un tafone artificiale, quindi un tentativo di fare una Domus de Janas, quindi una sepoltura singola tipica della Sardegna dell'età del Neolitico, quindi parliamo di circa orientativamente 4.000 anni prima di Cristo. Ci sono dei tagli, ci sono delle sezioni che sembrano proprio tagliate artificialmente, quindi e poi un buco così in una pietra di scisto, diciamo che è atipica, almeno per quanto ne so io che sono un profano. Ma all'interno di questo buco ci sono altri segni che a me hanno incuriosito e che poi magari qualcuno che è più pratico di me potrà interpretare a dovere. Ve li faccio vedere. Sul lato sinistro qua, che sembra lavorato, perché il taglio, diciamo, il fondo della roccia è abbastanza liscio, ci sono tanti segni, questi segni verticali obliqui, che sembrano, a me fanno pensare ai segni dello scalpello di chi ha lavorato questa roccia. E anche lì adesso qua si vede come se avessero cercato di fare un'altra stanza dentro, quindi questo angolo a 90 gradi, poi a un certo punto si sono fermati, ma ripeto, è tutto, anche il fondo è completamente segnato così, con questi segni verticali obliqui, sembrano quasi dei tagli, no? Che quindi a me hanno fatto pensare a un intervento dell'uomo. Se quella fosse davvero una Domus de Janas, significa che era una sepoltura, dovrebbe esserci nelle vicinanze un insediamento che produceva le salme che finivano là dentro. Questo è il ragionamento che mi sono fatto io, quindi quello che farò adesso è girare qui intorno alla zona per cercare di capire se riesco a localizzarlo questo insediamento. Se
siete curiosi di vedere come va a finire, seguiteci, mettete like, condivideteci e ci vediamo alla seconda puntata.